bentrovati a Casa Mia, la scelta perfetta, pronti alla puntata di oggi. Come sempre una coppia si racconterà al nostro microfono, ma soprattutto ci racconterà il rapporto che ha con la casa. Lui definirlo cabarettista è troppo poco, è un attore, comico, bravo. Lei bellissima, sempre sorridente, sono sposati da tanti anni, hanno 3 figli e saranno gli ospiti della puntata di oggi. Come sempre poi apriremo la sfida, i nostri 3 bravissimi agenti immobiliari che a suon di proposte, di camere da letto, di soggiorni e perché no, di giardini si sfideranno in questa puntata. Insomma, manca poco all'inizio della puntata di oggi. Casa Mia, la scelta perfetta, vi aspetto. Benvenuti a Casa Mia, anche oggi una puntata nella quale vi raccontiamo una coppia, una magnifica coppia siciliana e soprattutto apriamo poi come sempre la gara ai nostri 3 agenti immobiliari. Grazie a Diamante Casa anche oggi vi faremo 3 proposte diverse e poi il nostro architetto, la bravissima Giusy Tomaselli, ci proporrà delle soluzioni alternative. Ma vi presento immediatamente i miei ospiti di oggi, ve l'ho detto, belli, simpatici, coinvolgenti. Carmelo Caccamo, benvenuto a Casa Mia. Grazie. Ilenia Diardo, benvenuta a Casa Mia. Grazie. Ragazzi, sposati da tanti anni. Ilenia, da quanto? 15. Da 15 anni, e ti devo chiedere immediatamente qual è stata la prima cosa che ti ha colpito di Carmelo, come ti ha conquistato? Il suo essere un uomo un po' antico, un po' galante, un po' tanto galante. Un uomo d'altri tempi. Sì, che ovviamente questo comporta anche dei difetti, ma si accettano per amore. Ecco, hai visto Carmelo, al complimento si associa sempre una tiratina d'orecchi. Carmelo, ricordi la prima volta che hai visto Ilenia? Sì, l'ho vista nell'ambiente teatrale perché stavamo facendo una commedia in una compagnia dove io ero ospite mentre lei era una dei protagonisti e ho detto questa è una donna da sposare. E lei? Lei mi disse, capito? Poi è stato anche quello, no, sto scherzando. È stato lì, ci siamo visti nell'ambiente teatrale, proprio in una compagnia teatrale. Senti, poi come ti ha fatto capire che questa amicizia la voleva tramutare in qualcosa di più? Ma c'era un uccellino che mi diceva, secondo me lui non ti vede solo come amiche. No, siamo solo amici, perché comunque... Che era mio cognato. Sì, ci confrontavamo su delle realtà che avevamo molto simili, pregresse, e invece poi quando insomma ho capito che c'era, soprattutto io non capivo che c'era qualcosa in più da parte mia, cioè lo vedevo veramente solo come un amico. Invece poi è stata una bella scoperta. Dove bonifico? Dai, è stata una scoperta bellissima che si è concretizzata in 3 meravigliosi figli, in un matrimonio bello, ma soprattutto nelle case, no? Perché poi si va a vivere assieme, quindi la vostra prima casa è quella che ricordo io, zona Barriera a Catania, sì. giusto? Come no. Che ricordo hai di quella casa, Carmelo? Ho il ricordo che era quando l'abbiamo sistemata era una stalla, era una stalla. Sì, quando siete arrivati lì c'era poco e niente. No, era una adibita stalla, poi è diventata una falegnameria e noi l'abbiamo rimessa su e abbiamo fatto la nostra prima casa lì realmente, che abbiamo il cuore là, diciamolo, abbiamo il cuore perché lì sono nati i nostri figli, le nostre cose, però ci serviva una casa più grande, in un posto più sereno, perché vivere a Catania non è semplice. È complicato, soprattutto in quella zona, in quel quartiere. Da 5 anni c'è casa nuova e mi dicevi Ilenia è una casa bellissima, però ci sono 39 gradini, spiegami meglio questa cosa. Pian terreno, poi zona notte, si salgono i primi, cantinato e ci sono gli altri. Quando stiamo giù, che stiamo sempre giù noi nel cantinato, per salire su, e io salgo sempre su dove ho la mia zona di lavoro. Quante volte si sposta Carmelo? Allora, misurato. Lo dico, è giusto dire andiamo accese perché dice se è vero io mi mantengo nel piano di terra, cioè noi già siamo poi ho tipo degli piccoli elfi, i vicini deve prendere le cose sale sopra, Ilenia prende sotto. L'elfa maggiore. No, ti devo dire che quando abbiamo preso questa casa l'avevamo presa con l'idea di vivere soltanto il piano terra e il primo piano, perché siccome è molto grande tranquillamente potevamo vivere questi 2 piani, perché il piano
già che so che sto dicendo lei. Il piano, diciamo, quello che ora invece è il nostro cuore della cantinato, casa, sì. il piano cantinato, che poi non è cantinato perché è il piano dove c'è il giardino e tutto, quello doveva essere la mia sede, tra virgolette, teatrale. Sì. Quindi noi ci avevamo messo per travagliare. Ecco, invece... E invece ora così è tramontato che noi entriamo dal piano terra, scendiamo sotto, Sì. facciamo tutta la nostra vita là sotto e poi dobbiamo salire sopra. Ecco. Cioè, il piano di mezzo è un piano finto, Sì, sì, praticamente. non viene utilizzato, è solo l'ingresso Affittalo. pedonale. E ti pare che abbiamo pensato questo? Tra l'altro, a dirla tutta, inizialmente quando ancora non c'era l'ultima arrivata, io avevo progettato tutta la casa in un solo piano. E Avevo detto, a me non interessa il sopra e alto, ci mettiamo scatoloni, perché volevo una E casa questo a è un il bello solo della piano. vita, no? Perché la vita fa in modo sempre che i nostri progetti si cambino e ci tiene in allenamento. Ilenia, com'era la tua casa invece da ragazzina, da bambina? Dammi la fotografia di un ricordo della tua cameretta, di un ambiente dove stavi bene. Bella domanda, una bella stanza molto carina, Eh? con una carta da parati molto signorile, con fiocchi blu. E questo è il primo ricordo che ti viene in mente? Sì, sì, il mio Il lampadario a fiori. il lampadario di stoffa. Ma scusa, sì, mica sì, tu sì. c'eri. No, No, però l'ho non visto scaricava la perché casa mia. c'era fuori il esatto, lampadario. lui lo ha visto. Sì, sì, mi piaceva molto la mia stanza, vabbè, ho un ricordo comunque fino ai 12 anni, niente di più. Se devo dire il mio luogo Sì. era la mia stanzetta proprio. Quello. Porta chiusa, porta dipinta a mano da me, poster magari di qualche attore o di qualche cantante del cuore di quel periodo, tanti peluche, Che tutti bella, mobili la stanzetta bianchi. delle fiamme in buona Sì, sì, sostanza. sì, una mantovana molto classica della tenda, cucita da mia madre. Invece Sì. Caccamo, correggimi se sbaglio, perché nella tua stanzetta, Sapevo ne stava in quando accascato. eri ragazzino, lei aveva le foto degli attori, tu avevi la collezione di statue di santi e Diciamola di madonne. tutta, diciamola tutta. Allora, partiamo dal presupposto che quando ero piccolo io non avevo la stanzetta, casa era così piccola che io stavo nella vicina di casa. Dai. Ok. Poi casa invece dei miei genitori, io ho fatto, sì, questa cosa è stata anche di Verbi per me e Ilenia quando eravamo fidanzati, che io avevo questa stanza Sì. e poi avevo una piccola stanzetta che avevo trasformato in una cappella, diciamolo, sì. e non mi Sì. vergogno. Avevo una cappella con tanto di altarini, Rosoni. 118 statue, diciamo. Ma infatti quando gli amici partivamo e tornavamo ti portavamo una statua. Assolutamente, ricordo benissimo. benissimo, benissimo. Parecchi benissimo. puntati in occasione della Certo, c'era festa. poi Poi tu avevi anche il calendario liturgico perché tu cambiavi i paramenti in tutto, virtù del avevo anno le liturgico. tovaglie, avevo tutto io, settimana, tutte le volte. Questa Non è cosa che tu volessi fare il prete per ma caso. può essere, ma vista pensata una volta dappertutto. Comunque, detto questo, lei le prime volte che veniva giustamente era in grande imbarazzo, no? Io capisci, siamo nella mia stanzetta, ci sembrava fare peccato, la no? stanza con le madonne, no? Cioè, a fare una tenda piccola a cappella, ci dopava l'occhio a Sandarita, perché Sì. dico, era imbarazzata, no? Ma lo immagino. Capito? Poi a un certo punto questa cosa noi l'abbiamo tolta, dico, ancora la cappella è là, Sì. abbiamo tolto tutto, è tutto confezionato perché poi con la cosa di mia mamma io ho un po' perso le staffe e ho tolto tutto, però c'è stata, è vero o no? Sì. Peccato, potevo fare una stanza più Dico, ora grande. che avete un piano a disposizione No. potreste ripristinare. È tutto inscatolato. No, l'unica cosa è che mi è Va concessa a bene casa, Sì. in un angolo, Sì. c'ho la mia, perché non c'ho un busto normale di Sant'Agata, Sì. c'ho un busto alto così, Sì. e mi è concesso solo questo, messo in un angolo, non puoi mettere altro. Però quello c'è, quello rimane. Quello c'è, quello c'è. Ilenia, chi ha preso le decisioni importanti quando si trattava di decidere i colori della casa, le tende, i divani, il mobilio? Allora, ci siamo battuti. Come che hai? Ci Aspetta, siamo parla a tua battuti, moglie. però devo dire una cosa, Sì. che io non ho tanto, non riesco a immaginare bene le cose se non le vedo bene. Sì. Lui invece da questo punto di Vabbè, vista artista. Sono un po' più IAI, io ero già IAI è prima. Sì. il mio Sì. esteta. È vero, E è vero. quindi diciamo che ultimamente mi fido molto di più rispetto a quanto facessi prima. Quindi comunque ha Prima- facoltà di parola. La prima Sì. casa, ti ricordi che casa di Barriera io ho fatto il modellino? sì, un Ho modello fatto il modello di di cartone cartone. pane per fargli Poi capire. lo sei mangiato. Cioè, naturalmente, Cartone pane. naturalmente, si chiama cartone pane, io gli architetti lo conosco. Con questo cartone pane io feci un modellino della casa, così lei si rendeva conto come veniva. Sì. Ti ricordi? Sì, sì. Sì, non avrebbe fatto questa Quindi cosa. siccome io comunque ho difficoltà a immaginare bene le cose, prima non vedo Pinterest, 150 milioni di immagini, non realo, dico ok, mi fido di te. A quel punto ti Anche fidi di adesso c'è un altro cambiamento in atto, ma io ho pensato che lavanderia, no ma secondo me
Ma Fidati di me. Vinco io, ma non perché devo Non vincere io. penso, stavolta Perché però. l'idea è quella, lei poi si fa come. Arriva a un certo punto che, come le donne poi, ti possono dire che hai ragione. No, assolutamente. No, Stai parlando con la persona donna è ma ce sbagliata. l'hanno però per definizione. Però ce l'hanno per eh. definizione e quindi lei mi dice, va, non lo so, mi sembra un'idea un po' sbagliata. Ma la faremo, ora c'è l'architetto, ci lo diciamo all'architetto. Ma ora so che dovete chiedere un'altra cosa al nostro architetto. Abbiamo una foto, no? Che è la foto di un ambiente di casa vostra, l'ambiente che magari vivete quotidianamente. La vediamo perché vorrei che mi raccontaste, ecco, questo luogo con questo bellissimo camino, con quei quadri, è il luogo dove praticamente trascorrete la vostra giornata. Sì. Sì. Il verde l'ho angolo. deciso io. Ecco, tu cosa hai deciso in questa stanza? Il camino. Carmelo? Il camino. Il camino l'ho deciso io, e poi c'è la macchina di cucire della nonna, che è mia, i mobili, vabbè, abbiamo detto, ma i quadri sono i miei. Tu pensavi che mi scattiavo a me questa cosa di dipingere? Anche? Sì, quindi mi metto a dipingere e basta, perché noi qua ci siamo a Tu qua Le c'è un tende dubbio le ha sui quadri, decise mi lui. dicevi. Volevi un consiglio dal nostro architetto per capire? dove c'è la macchina da cucire, noi Sì. volevamo creare una sorta di, non lo so, di panca attaccata al camino Sì. e poi la libreria, oppure siccome la libreria ce ne abbiamo una enorme sopra, tutti i libri non l'abbiamo, la macchetta era apposta per l'inghia la libreria. Non Va è bene, vero. scusa. Non è- Ci volevamo immaginare, ci volevamo immaginare qualcosa che potesse stare vicino al camino, oppure una legnaia, un posto dove mettere la legna, anche sul camino. Vabbè, ora vi faccio dare qualche consiglio. Non Vi l'ho chiedo, sentita. è la casa definitiva questa? Assolutamente sì, Questa. assolutamente. Tranne che prima o poi non ci compreremo quella a Miami, quella là, diciamo ad Aspen. Una a Londra ci vuole? Una a Londra, ma questa è quella dove staremo per tutta la vita. Vabbè, tra poco mi trasformo in giudici perché comincerà il secondo segmento della nostra trasmissione, quindi avremo 3 proposte diverse, di 3 case diverse che verranno poi reinterpretate dal nostro architetto e a voi toccherà stabilire il vincitore tra i nostri 3 agenti immobiliari di questa puntata. Quindi restate qui con me perché ovviamente casa mia continua. Un altro ambiente di casa mia ci ha raggiunto il nostro architetto Giusy Tomaselli. Benvenuta Giusy. Ciao Ruggero. Ti presento i nostri ospiti di oggi, Carmelo e Ilenia. Si sono Benvenuti. raccontati Grazie. amabilmente, simpaticamente. Come sempre ti chiedo di fare un quadro psicologico dei nostri 2 ospiti. Che dire, una coppia simpaticissima, ho ascoltato i loro racconti con piacere veramente. Devo dire hanno quella vena artistica che è veramente una bella cosa. È uno di quei casi in cui il marito in questo caso proprio interviene e anche partecipe di Anche quello che perché è la lui vita. ha questa capacità di vedere le cose già come saranno, Esattamente, per questo dico la vena artistica. Mi ha fatto anche nel suo racconto un po' tornare indietro nel tempo. Parlava di modellini, quei classici modellini che noi, negli studi professionali, nell'architettura, dovevamo sempre realizzare al fine di poter portare un progetto completo, e quindi mi ha fatto tornare un po' indietro col tempo. Va bene, io sono pronto ad aprire ufficialmente la gara di questa puntata. Ci sono 3 bravissimi agenti immobiliari di Diamante Casa, loro sono Orazio, Carmelo e Alessandro, che hanno, ragazzi, 3 case da raccontarci, quindi andremo in 3 luoghi diversi, 3 abitazioni diverse, inizierete a farvi un'idea. Alla fine di questa puntata, attraverso poi anche i suggerimenti del nostro architetto, ci direte chi fra i 3 vince. Il primo che vi presento è la nostra proposta gialla. Siamo a Mascali, lui è Carmelo. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta, bentornati in questa nuova puntata. Avete presente quella sensazione di stress in mezzo al traffico quando rientrate in città? Il rumore del traffico cittadino? Bene, dimenticate tutto questo. Oggi vi porto a Mascali, quasi al confine con Sant'Alfio, e più precisamente siamo in via Trainara. Oggi voglio mostrarvi una delle 5 ville attualmente disponibili che sono state ultimate nel 2015. Dal 2015 nessuna di queste ville è mai stata abitata, ad esclusione di quella che vi mostrerò oggi, che è stata allocata per un breve periodo di tempo. Cioè siamo in una posizione pazzesca, siamo in collina, immersi nel verde, con lo sguardo che spazia tra l'Etna e il mare. Dai, entriamo dentro.
La metratura è quella giusta, 115 metri quadri catastali suddivisi in 2 livelli, piano terra e piano primo. Al piano terra troviamo la zona living, composta da cucina, salone, un bagno e un accesso diretto ad una terrazza panoramica di 60 metri quadri. Cari amici, sapete cosa vuol dire avere a disposizione 60 metri quadri di terrazzo? Senza nulla togliere a questo giardino di circa 400 metri quadri. Cene con gli amici, gazebo, divanetti, barbecue, è come avere una vera e propria stanza all'aperto. Sì, però rientriamo dentro perché manca ancora il primo piano. Sopra invece abbiamo la zona notte, una bella matrimoniale e 2 camere per i ragazzi o per i vostri hobby, oltre al bagno. Niente stanze buie o chiuse, qui la vista è protagonista ovunque vi giriate. Ma prima di lasciarvi voglio parlarvi un attimo di numeri. 175.000 euro è il prezzo per questa villetta bifamiliare. Sì, avete capito bene, una villa bifamiliare da 115 metri quadri, suddivisi in 2 livelli con un enorme giardino e un terrazzo di 60 metri quadri, oltre ad un ingresso pedonale e carrabile. Cari amici di casa mia, la scelta perfetta anche per oggi, la nostra visita termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito e passo la linea allo studio. Alla prossima, ciao! Grazie Carmelo, questa è la nostra proposta gialla. Riflettevamo, no? Chiacchieravamo. Intanto Carmelo ti chiedo che te ne pare di questa casa? Bello, intanto sicuramente la posizione, io amo la montagna, quindi la posizione già vince in prima battuta. Poi la vista bellissima, l'esposizione molto luminosa. Però Irene mi ha fatto sorridere bella. perché pensavamo a questi grandissimi spazi esterni e tu hai detto spazi in più da pulire, Esatto. no? Esattamente. Quando siamo più giovani pensiamo agli spazi per ospitare gli amici, quando invece diventiamo un po' più grandetti e più Ci responsabili ridimensioniamo, per cui dice forse è meglio gli spazi più piccoli, di solito è sempre così. è Giusy, vero. cosa hai pensato per questa bellissima casa di Mascali? Partiamo con quella che è la pianta dello Sì. stato di fatto, in questo caso soffermata su quella che è la zona notte. Sì. Ho voluto riqualificare la camera con il bagno perché inizialmente c'era un accesso direttamente dallo sbarco delle scale, invece in questo caso l'esigenza era quella di ricreare un bagno in camera. Ok. E quindi andiamo avanti, realizzato un progetto, come potete vedere la zona interessata è proprio quella cerchiata. Foto dello stato di fatto, quindi semplice camera, Benissimo. anche quella si affaccia sul giardino. E questa è la proposta progettuale, Caspita. per cui una pavimentazione materica, un effetto marmo, materiali su misura, legno, abbiamo dato un tocco di colore, parlavamo prima di colore, a voi piace molto il colore, per cui anche qui, anche in piccole cose, dettagli, però diamo una identità agli spazi. Luce, quindi molta luce, sia naturale che artificiale. Un'altra vista dello stato di fatto, anche qui fa vedere un po' quella che è lo stato di fatto della camera e la riqualificazione. Quindi grandi armadi, luminosità, si vede anche l'accesso al bagno in camera. Bello, bello, bello davvero. Carmelo, guardando questa camera da letto, che ti viene in mente? Che comunque una casa come si chiama camera da letto? No, dico che è bella perché bellissima, bella, luminosa. Noi anche abbiamo usato col colore, credo soltanto noi abbiamo cantinato, poi abbiamo molto white, Materiali molto bianco, molto neutro. molto Proprio neutro, anche molto lo studio neutro. nuovo. Dà sempre un senso comunque di pulizia e di luminosità, Sì. per cui magari Di il tocco spazio si dà, pure, di esatto, spazio, di ampliamo lo spazio. Irene ti vedevo particolarmente convinta. No, molto gradevole come stanza, anche se io le preferisco ultimamente più intime, cioè non so come spiegarla, anche nella mobilia, un po' più non new age, ecco, un po' ok. più mobili un po' più Retro, antichi. più retro. Ti riportano indietro Sì, nel tempo, ti coccolano di più possibilmente. sì, qualche scelta di stoffe, qualche scelta di sedia, magari un mobile più particolare, però un po' più antico piuttosto che moderno, mentre Casa Vecchia era molto più moderna. Vabbè, ci spostiamo, è il momento della proposta blu, andiamo a Sant'Agata di Battiati ed è il momento di dare la parola al nostro Orazio. Amici di casa mia, buongiorno e grazie per la linea. Una delle domande che mi fanno più frequentemente è: Orazio, riesci a trovarmi una casa
al centro dove posso lasciare la macchina a casa e camminare a piedi? Ecco, oggi vi farò vedere quell'immobile. Siamo a Sant'Agata Battiati, in pieno centro, e vi farò vedere un appartamento di 4 vani, 95 metri quadri, a piano rialzato, con un bellissimo spazio esterno. L'immobile è stato costruito nel 1991 ed è uno di quei residence che piace a tutti, perché è composto da solo 6 appartamenti. Qui non esiste riunione di condominio, gestiscono tutto da sé. L'immobile è posto al piano rialzato ed ha una pianta quadrata molto versatile. Permette per esempio di unificare il salone con la cucina. Il salone misura 31 metri quadri ed ha un'esposizione ovest su un giardino privato. Le case anni 90 hanno una cosa bella, il corridoio piccolo, quindi non avete quei corridoi lunghissimi e gli ambienti sono facilmente unificabili. La cucina si affaccia a ovest come il salone e dalla cucina si può accedere alla lavanderia esterna. E proprio perché siamo al piano rialzato, i proprietari hanno pensato bene alla sicurezza, installando degli infissi blindati e un antifurto perimetrale. La camera matrimoniale è grande e luminosa e si affaccia sul giardino privato della casa. La seconda camera completa la zona notte e anche questa si affaccia sul terrazzo di proprietà. Infine abbiamo un comodo bagno con una vasca angolare jacuzzi. La vasca da bagno può accogliere tutti i membri della famiglia contemporaneamente. Non mi sono dimenticato degli spazi esterni. Eccoli. Terrazza 40 metri quadri e un bel giardinetto dove trascorrere piacevoli serate estive. Avevamo detto di lasciare la macchina a casa? Questo è il posto auto. Con annessa pianta di rosmarino. Amici di casa mia, oggi abbiamo visto un appartamento a Sant'Agata Battiati di 4 vani, 95 metri quadri, al piano rialzato. Costruzione del 1991, doppio spazio esterno, giardino e garage, e il prezzo solo 145.000 euro. A voi la linea. Questa è la proposta blu di Orazio, grazie Orazio. È una vasca nella quale tu ti faresti un bel bagno, l'ha detto tutta la famiglia. Tutta la famiglia, ma io no, Ma manco io. La mia famiglia c'è già su io solo e poi sempre se c'è già. Tanto che era una famiglia più piccolini, allora sì. Ma... I 7 nani forse. I No, 7 nani, no ma- vabbè, era però una bella vasca. Però bello. Ilenia, che te ne è parso? Graziosa, a me piacciono. Non sei particolarmente entusiasta? No, a me piacciono le case sì. in piccole palazzine, poi mi piace molto il paese Battiati, quindi sì. Poi vuoi mettere, non c'è detto riunione di condominio? Ma sempre dipende da chi becchi nella palazzina, però Esatto, è importantissimo. possiamo vedere quali sono gli aggiornamenti dell'architetto. Vediamo architetto, che cosa ci proponi? Come reinterpreti questa casa? Siamo di fronte a un altro, diciamo, immobile che ha comunque anche un bel potenziale perché è spazioso comunque sia, e in questo caso lo stato di fatto, come potete vedere, c'è una cucina e un soggiorno totalmente separati, per cui si accedeva alla cucina indipendentemente dal disimpegno, così come anche nella zona soggiorno. Abbiamo voluto invece collegare i due ambienti, chiudere quindi quella che è, andiamo con il progetto Eccolo, cerchiato, lo vediamo proprio all'interno quindi del cerchio. chiudere direttamente l'accesso al disimpegno e creare invece questa, diciamo così, unione tra i due ambienti, in modo da creare anche più spazio. Anche la porta d'ingresso del soggiorno è stata allargata per dare spazio e maggiore luminosità. Foto dello stato di fatto. Infatti si vede qui non c'è nessun collegamento con la zona cucina, invece nell'intervento assolutamente si è creato questa sorta appunto di unione. Quindi... Anche questo effetto wow, no? Appena noi vediamo il lavoro del nostro architetto, wow, bello. Un grande divano che prima mancava proprio la zona conviviale, invece qui è stato inserito un grande divano angolare con la porta scorrevole negli stellari di legno e quindi dare anche un po' questo senso di luminosità, così come anche la cucina a tutta altezza, materiali sempre molto neutri, però allo stesso tempo sempre il tocco di colore non manca. Questa è l'immagine della cucina, in stato di fatto, come si può vedere bisognava dare un attimino un po' una riqualificazione e abbiamo provato con questa soluzione inserendo anche un'idea di cucina un po' più attuale, più moderna, un'isola che diventa anche una zona tavolo che appunto mancava, quindi in questo caso tutta l'idea appunto di dare una nuova identità e quindi una tipologia un po' nuova, diversa da quello che era.
Bello, bello, molto bello, complimenti Giusy. Ragazzi, Grazie. a voi la palla, che ve ne pare? Cioè, la riprogettazione è veramente bella, la È cucina è molto molto bella, bella. In cucina c'è un angolo, probabilmente potrebbe piacere anche a voi, prima si parlava in casa vostra, ho visto accanto al camino c'erano delle Sì. bottiglie. Sì, la abbiamo visto la cantinetta è E molto quindi carina. è quello che vi volevo Ubriacone. suggerire per mettere un po' d'accordo le È molto vostre, carina, eventualmente sì, le sì. vostre idee. Secondo me l'inserimento di una colonna, un frigo comunque Ecco. contenitivo, un angolo, quasi un piccolo bar, non sarebbe male. Vabbè, abbiamo Una un'altra- cantinetta vini, non so se a voi piace. Sì, sì. No, ce l'abbiamo, la cantinetta vini, però questa qua è molto più bella. Tra l'altro qui abbiamo inserito sia l'esposizione vini, ma c'è anche proprio la zona refrigerata dei vini. C'è tutto, Bene, tutto, bene. quindi abbiamo un'altra idea, ma manca la terza. Il terzo in sfida è Alessandro con la nostra proposta verde. E ci spostiamo di poco, andiamo a Gravina di Catania. Alessandro. Amici di casa mia, ben ritrovati. Oggi vi porto a Gravina di Catania, al confine con Sant'Agata di Battiati, e proprio da questo terrazzo facevo una considerazione. A volte i piani rialzati come questo bluffano benissimo. Andiamo per ordine e iniziamo dalla zona living, che si affaccia direttamente sul terrazzo e sul giardino d'inverno. Da questa parte la zona cucina, che si affaccia direttamente sul giardino d'inverno. E da quest'altra parte la zona divano e TV con l'affaccio direttamente sul terrazzo. E da questo disimpegno raggiungiamo la zona notte, un bagno, un camerino che all'occorrenza può diventare un secondo bagno e 2 camere da letto veramente grandi. Vogliamo parlare del giardino d'inverno? 17 metri quadrati di pura comodità? Tutto un piano realizzato interamente in muratura con lavello, lavatrice incassata e un secondo piano cottura che ti farà finalmente dire basta alla frittura dentro casa. Ora ti faccio vedere perché bleffa questa parte del piano rialzato. Perché entri dal piano terra, ma poi la casa si affaccia totalmente come fosse un primo piano. Amici di casa mia, se non è questa la scelta perfetta, Gravina di Catania, in via dell'Autonomia, 3 vani e mezzo, 95 metri quadrati con 85 metri di terrazzo, un posto auto incluso nel prezzo e la richiesta 149.000 euro. Grazie Alessandro, proposta verde, gran bella sfida oggi, i nostri agenti sono veramente bravi, fanno davvero venire voglia un po' di cambiare casa. Che idea vi siete fatti di questo appartamento con questo finto piano terra? E vabbè, terrazzo, io come mi piacciono gli spazi verdi, sicuramente il terrazzo è quello più invitante in questa casa. Io Perché spesso Sì. ti butta fuori da casa e sì, stai ti sul- dormo fuori, poi non c'è manco cane, quindi manco cuccia c'è. Però no, Quindi, questa qua ti colpisce il terrazzo. qua è il terrazzo, sì, qua è Irene, a te? Stessa cosa. Terrazzo, è bello, poi amiamo noi siciliani amiamo gli spazi aperti, quindi Non posso che abbiamo dare bisogno ragione. di questo. È proprio quello il valore aggiunto, E tu proprio a su cosa hai quello si è pensato concentrato il per progetto. questa casa, Giusy, vediamo? Pianta dello stato di fatto, quindi l'attenzione si è concentrata proprio per valorizzare ancora di più lo spazio esterno. Inizialmente, come potete notare, quella linea rossa, anche qui c'era una separazione tra quella che era la zona cucina e la zona soggiorno e non si dava la giusta importanza alla zona del terrazzo. Il progetto prevede quindi l'ampliamento con questo giardino d'inverno che già prima esisteva, però l'abbiamo in questo caso reso anche più luminoso con materiali e soluzioni innovative, quindi tutto vetro. Abbiamo tolto l'idea della cucina in muratura, anche perché l'importanza della cucina si è data ampliando un po' la zona soggiorno, quindi l'abbiamo messo in stretta relazione un open space. Dalla foto dello stato di fatto si vede infatti che c'è già anche all'interno questa cucina, le aperture limitate che davano al terrazzo. In questo caso invece sono diventate assolutamente una continuità, quindi abbiamo portato l'esterno all'interno e viceversa, si è creato tutto un ambiente unico.
foto, Ancora stato di fatto, stato di questo, sì. fatto. Il progetto, qui si vede esattamente quella che è l'idea, quindi un grande giardino Che d'inverno bello. totalmente vetrato, un terrazzo riqualificato con l'inserimento di piante piuttosto che anche dell'arredamento da esterno, importante, per cui creiamo dei salotti sia all'interno che all'esterno della casa, in modo da vivere a 360 gradi tutto l'anno una Che casa. bello. Si destagionalizza un po' il terrazzo, si destagionalizza la casa. Ancora si vede esattamente quello che è il terrazzo, e questa è un'altra vista rendering che ci permette proprio di apprezzare un po' quello che è l'intervento che si propone. Ma che brava Giusy, grazie. Sì. Bello, 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 ragazzi, anche in questo caso che ve ne pare? Molto bello. Terrazzo Sì. vince. Terrazzo vince. Valore Poi aggiunto. Valore aggiuntissimo. L'ambiente è vissuto giornalmente, quindi Si vive molto, poi noi sappiamo benissimo la parte, diciamo, la zona che si vive di più in una casa è proprio la Esatto, zona giorno, per esatto. cui in camera da letto ci Certo, vai, dormi, certo. però durante il giorno si sta assolutamente in questi spazi Benissimo. che meritano di essere trattati e curati con Valorizzati comfort e vissuti, hai benessere. ragione. Grazie Giusy. Ragazzi, vi do il tempo ovviamente di riflettere, adesso potrete anche confrontarvi. In un secondo vi chiedo cosa non può mancare nella vostra casa ideale. Non buon bagnare detto così. non ho idea. Un ambiente, Un buon mancare un buon divano. un buon divano, Sì. un buon divano, beh, di design ma comodo. Sono d'accordo. No, Soprattutto comodo. c'è comodo. bisogno del design, Design, deve essere quindi comodo. divano. Il divano è una di quelle cose che va sempre provata prima di acquistarlo. Sì. Deve essere assolutamente comodo, Sì. perché solo bello non serve a nulla. Benissimo. È vero, vabbè, noi continuiamo la conversazione amabilmente qui a casa mia, ma ci fermiamo soltanto per pochissimo, poi rientriamo perché arriverà il momento della scelta e quindi sapremo oggi chi sarà il vincitore in questa sfida tra agenti immobiliari. Restate con noi, casa mia torna tra poco. In questa puntata 3 case diverse tra loro, 3 luoghi vicini, Gravina di Catania, Santa Agata di Battiati, Mascali molto panoramico, 3 agenti in sfida, 3 agenti in gara e soprattutto 2 giudici inappellabili che stanno chiacchierando praticamente da 5 minuti per cercare di capire quale sia la soluzione migliore. Io vi aiuto perché vi mando in onda un recap di tutto quello che abbiamo visto in questa puntata e poi arriverà il momento della scelta di Carmelo Ilenia. Recap. 175.000 euro è il prezzo per questa villetta bifamiliare. Sì, avete capito bene, una villa bifamiliare da 115 metri quadri, suddivisi in 2 livelli con un enorme giardino e un terrazzo di 60 metri quadri, oltre ad un ingresso pedonale e carrabile. Amici di casa mia, oggi abbiamo visto un appartamento a Sant'Agata dei Battiati di 4 mani, 95 metri quadri, al piano rialzato, costruzione del 1991, doppio spazio esterno, giardino e garage, e il prezzo solo 145.000 euro. Amici di casa mia, se non è questa la scelta perfetta, Gravina di Catania, in via dell'Autonomia, 3 vani e mezzo, 95 metri quadrati con 85 metri di terrazzo, un posto auto incluso nel prezzo e la richiesta 149.000 euro. Queste le nostre 3 proposte di oggi, vi vedo particolarmente in difficoltà, allora vi lascio qualche istante ancora per decidere e nel frattempo vi do un consiglio importante per le vostre case. Oggi voglio parlarvi di un'eccellenza italiana. Da oltre 25 anni Ecos Infissi progetta profili in alluminio a taglio termico. Scegliere Ecos significa scegliere l'isolamento termico e acustico ai massimi livelli, grazie all'impiego della leghe d'alluminio certificata e brevetti internazionali. Ma c'è di più, la riduzione degli ostacoli visivi garantisce ambienti luminosissimi. E
l'efficienza che si fonde con l'estetica. Con Ecos lo spazio non ha più confini. Abbiamo abbattuto ogni limite architettonico offrendovi la possibilità di realizzare progetti di qualsiasi grandezza e dimensione. Grandi pareti vetrate, aperture monumentali, non c'è sfida che non possiamo trasformare in luce. Voi lo immaginate, noi lo realizziamo. Guardate la linea Skyview, sistemi scorrevoli pensati per creare spazi luce ampi e suggestivi. L'esterno entra in casa vostra diventando un tutt'uno con l'arredo, con sistemi innovativi e stratificati con l'Argon. E per chi ama il minimalismo, ecco Ecos Railing, la balaustra tutto vetro che ridefinisce il concetto di visibilità. Potete installarla a filo pavimento o a incasso ed è anche predisposta per l'illuminazione a LED per dare un tocco di colore unico ai vostri spazi. Cercate il rivenditore più vicino a voi e visitate il nostro sito ecosinfissi.it. Ecos, la tua finestra sul mondo. Noi siamo prontissimi a questo punto a brindare, però ragazzi ho visto che chiacchieravate anche un po' animatamente, no? Quindi alla fine qual è la vostra idea? Cosa vi convince e cosa non vi convince? Non chiacchieravamo così dai termini di quello che dovevamo fare a casa nostra, quindi figurati. C'è un logo del cuore. Sì? C'è un logo del cuore, c'è una casa con una posizione specifica non indifferente, c'è quella col chiosco vicino. Che vuol dire? Dai, anche questo. Esatto, Ma invece sì, fanno sì. caffè a casa, lo prende al chiosco, no? Esattamente. C'è quella che ha uno spazio esterno Importante. molto importante. Voi avete fatto anche una valutazione perché dicevate per noi quella forse sarebbe un po' troppo piccola con 3 bimbi, sì, quindi qualche sì, altra è invece vero. più comoda, Potrebbe essere ridimensionando più le comoda. cose. sì, alla fine avete fatto sintesi. Sì, Sì. Non ti vedo particolarmente ha deciso lei. siamo scesi a compromessi, abbiamo deciso E quindi chi ha Quello è vinto? importante. e quello è importante, Guarda, diciamo me lo la dici? città, Sì? diciamo la Sì? cittadina. Battiati. A Sant'Agata di ok. Battiati. Allora vince la proposta blu, vince il nostro Orazio, Sant'Agata di Battiati, e quindi complimenti ovviamente a lui. Ragazzi, grazie infinite, noi a questo Grazie a punto voi. brindiamo come facciamo per essere di bene augurio anche nei confronti di tutti quegli amici e quelle amiche che stanno cercando casa in questo periodo e magari attraverso le proposte della nostra agenzia di riferimento Diamante Casa possono trovare ispirazione. Vi ricordo ovviamente che questa proposta, la proposta blu, andrà in onda su Antenna Sicilia e Telecolor per tutta la settimana, giusto così per farvi venire un po' di voglia. Intanto grazie davvero a Carmelo Caccame e Daniele Diardo. Grazie a te Ruggero, grazie a te. Grazie Grazie a anche voi. a te Giusy, e io l'appuntamento ve lo do alla prossima puntata perché questa guerritissima sfida fra i nostri 3 agenti immobiliari continuerà nella prossima puntata, all'interno della quale come sempre ci sarà qualcuno che verrà a trovarci e si racconterà attraverso la propria vita tra virgolette casalinga. Alla prossima, casa mia, la scelta perfetta vi aspetta.